Piazza 7 e allora il tema di questa settimana è il turismo straniero, quindi il turismo internazionale. Ma vediamo il servizio. Qual è il piano di azione per incentivare i turisti stranieri a venire in Veneto? E noi abbiamo lanciato un grande piano di promozione nazionale e internazionale che ha 3 livelli. Una è appena partita grazie all'accordo fatto anche con il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, proprio nel mercato tedesco per tutta la costa veneta. L'altra riguarda la campagna promozionale della conferenza dei sindaci sempre della costa veneto. Il terzo programma riguarda tutta la regione Veneto, un piano di comunicazione innovativa da 2.300.000 euro che oltre avere una parte tradizionale vede ovviamente la possibilità di agganciare degli influencer di fama nazionale e internazionale, la gran parte dei quali arriveranno sul territorio gratuitamente in cambio di un'esperienza che noi dovremmo essere in grado di far vivere sul territorio in accordo con i consorzi di promozione turistica per le reti di impresa. Come sta trovando il territorio veneto in questo post-Covid? Dobbiamo prima di tutto fare un ringraziamento ai veneti perché con il loro senso di responsabilità hanno permesso di superare questa emergenza sanitaria facendo sì che oggi il Veneto sia un esempio positivo a livello nazionale e internazionale nella gestione dell'emergenza Covid. Questo rende anche il nostro territorio particolarmente attrattivo perché chi viene in Veneto viene in un territorio sicuro dove le regole vengono rispettate, dove c'è una buona organizzazione a tutti i livelli e quindi dove si possono godere oltre che le bellezze artistiche, paesaggistiche e naturalistiche di una regione unica, anche un contesto favorevole a fare delle vacanze in sicurezza. Antenore. Più energia per il futuro. Primi turisti stranieri, ecco il loro feedback. Perché hai scelto una vacanza italiana quest'estate? We went to go to holiday all year, 10 years after year. Cosa ne pensi di come sono organizzati qui per evitare i contagi? I think everything is okay. So a lot of disinfection and so we are feeling safe. Cosa si pensa nel tuo paese rispetto a come abbiamo gestito l'emergenza Covid in Italia? I think people thought Italians made what they can. They were the first who have this virus here, and they made well, but this was too fast, too strong. Io ai miei colleghi, agli assessori e a tutti coloro insomma che hanno a cuore per un motivo o per l'altro il turismo e la costa veneta auguro veramente una buona estate e spero che il prossimo anno sotto l'ombrellone ce la racconteremo con un sorriso e ricordandola come un'avventura dura ma che abbiamo passato in maniera dignitosa e bella. Grazie e buona giornata. Allora è tutto dalla Piazza 7, vi ricordiamo come sempre la nostra mail di riferimento in cui scrivere le vostre idee, i vostri commenti, in cui suggerirci gli argomenti che desiderate vedere trattati all'interno dei nostri servizi, ovviamente la solita redazione web @givemotion.it. Io sono Andrea Cornacchia e come sempre vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.